Bentrovati su Telefriuli. Venerdì 11 aprile ricorre la giornata mondiale del Parkinson. È principalmente un'occasione di sensibilizzazione, conoscenza, condivisione, parole chiave per tutti noi, non solamente per chi ha a che fare con il Parkinson, ma anche per chi, insomma, è giusto conosca, sappia ed eventualmente coinvolga, aiuti ad uscire di casa e ad affrontare quelli che possono essere i problemi. Tutto questa, intanto saluto tutti i nostri ospiti che di volta in volta vi presenterò, perché abbiamo uno studio molto affollato, ma l'artefice di questo appuntamento è Simone Masotti, che in tante occasioni abbiamo conosciuto, intervistato, abbiamo raccontato le sue avventure sportive o letterarie, le sue fatiche sportive o letterarie potremmo dire. E Simone, ben trovato intanto, non ha mai mancato. Buonasera a tutti. Non ha mai mancato di sottolineare come il raccontare quello che lui fa non sia fine a se stesso, semplicemente legato a dire ecco questo è quello che faccio io, ma sia uno stimolo per chi potrebbe e dovrebbe fare altrettanto. Però Simone, io ho detto già troppo, a te fare un'introduzione insomma del perché siamo qua e siamo così in tanti e con interessi e compiti diversi. Sì, stasera abbiamo voluto raccogliere e portare le varie attività che ruotano attorno al Parkinson, proprio per riuscire a stanare ancora quelle persone che non hanno il coraggio di far vedere questo problema, ma che si riesce lo stesso a vivere, ad avere una vita normale o quasi. Perché questo appuntamento? Per l'11 aprile, perché in tutto il mondo si verranno illuminati di blu gli edifici più importanti del mondo, dalla Torre Eiffel alla Mole Antonelliana, alla Casa Bianca, e questo è un modo per far vedere che ci siamo anche noi, ecco. Simone, tu hai voluto riassumere perché ti piace esprimerti anche con la creatività, insomma non lo fai solamente anche disegnando, ma l'hai fatto anche, fra virgolette, progettando, e lo vediamo, una grafica che possa riassumere quello che hai e avevi in mente anche per questo appuntamento che ci vede qui oggi. E lo vediamo con la regia, insomma, questa immagine, che cosa rappresenta? Ecco, queste sono le varie attività nate sul territorio che svolgiamo o che vengono svolte durante l'anno. Partiamo da sinistra, abbiamo l'arte terapia, dove avremo poi la Lucilla che ci racconta nello specifico, Dance Park, la Luisa, ping pong, ciclismo, qui sono direttamente preso in causa, e poi c'è la poesia e adesso non mi ricordo. Attività teatrali, esatto, insomma, canto, c'è di tutto, il canto. Il canto, ecco, grazie, ma ormai con 2 neuroni bisogna accettare anche questo. No, ho avuto la fortuna proprio che tutte queste persone mi hanno risposto e mi hanno detto sì a essere qua stasera. A partire dal dottor Enrico Belgrado, che è neurologo presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ben trovato, intanto grazie per essere qua, perché vorremmo con lei insomma inquadrare dal punto di vista proprio medico, statistico, mettiamola anche così, la situazione anche per quanto riguarda magari la nostra regione. Sì, grazie a voi, è importante avere i dati, perché rendono
rendono l'idea della dimensione delle problematiche e delle necessità. Ci sono 2 lavori in Friuli che riguardano l'epidemiologia del Parkinson, fatti uno nel 2016 che riguarda tutta quanta la regione e uno nel 2011 che riguarda la provincia di Trieste, e i dati sono sovrapponibili. E per cui possiamo stimare una prevalenza. La prevalenza è il numero di soggetti attualmente, il numero di soggetti che hanno quel tipo di patologia viventi in quella determinata area in quel momento, per cui possiamo dire che in base a questi dati ci sono circa tra 4.400 e 4.600 pazienti col Parkinson e parkinsonismi attualmente presenti in Friuli, viventi in Friuli. L'incidenza invece è proprio la classica nuova diagnosi, i nuovi casi di Parkinson e parkinsonismi, e quella è stimabile sempre da questi lavori circa 330 nuovi casi all'anno, che poi magari vengono diagnosticati non tutti in quell'anno, gradualmente, ma insomma l'incidenza ex novo è questa, per cui sono cifre importanti. Questi dati non permettono di distinguere tra Parkinson e parkinsonismi, perché in realtà sono dati amministrativi, non c'è una diagnosi vis-à-vis dei singoli pazienti. Parkinson e parkinsonismi sono un po' diversi, come si assomigliano per alcuni aspetti, però sono anche un po' nello stesso tempo diversi, però le problematiche sanitarie, assistenziali, sociali comunque sono sovrapponibili, per cui possiamo paragonarli e gestirli tutti insieme, per cui numeri importanti, circa 4.500 pazienti presenti e almeno un 300 all'anno di nuovi casi. Posso chiederle anche un profilo legato all'età, perché molto spesso, e credo sbagliando, si associa la malattia all'età avanzata, a un anziano, ecco. È una patologia legata anche all'età, come molte patologie degenerative ha questa caratteristica, però ci sono in realtà quasi qua c'è un picco veramente dopo gli 80 anni, ma in realtà c'è quasi 2 picchi, c'è una grossa incidenza anche in età nettamente più giovanili, per cui è anche sui 50 e anche sotto, per cui è una patologia prevalentemente legata all'età, ma non solo, ahimè. Anche nei giovani è abbastanza incidente. Sì. Ecco, noi questa sera faremo un excursus, come ci anticipava Simone, sulle diverse attività che si possono fare, mi verrebbe da dire che si devono fare. Assolutamente. E questo è supportato dal punto di vista scientifico. Assolutamente. Una delle cose più importanti che sta emergendo ormai negli ultimi anni è il ruolo dell'attività fisica, in senso sia intesa come sport, ma anche come attività fisica a se stessa, ma anche come sport e riabilitazione nel Parkinson, che è uno dei cardini fondamentali diventata, anzi di fatto è l'unica trattamento che ha un'evidenza che possa in realtà migliorare e prolungare la qualità di vita. Non sappiamo se per un effetto diretto di neuroprotezione, non lo possiamo dire questo ancora, o se per un effetto indiretto di potenziamento del fisico, di tutto quanto che sta attorno all'attività fisica, però è l'unico trattamento che ci dà questo risultato in questo momento, per cui è fondamentale. Le chiedo ancora una cosa, è una malattia poco conosciuta, nel senso che è un nome che tutti noi abbiamo sentito, con il quale ci sembra familiare, ma ho la sensazione che in realtà dal punto di vista di comprensione di che cosa effettivamente rappresenta la patologia per chi ne è affetto, siamo molto all'oscuro, o ci basiamo solo su alcune cose secondo me stereotipate? Sì, questo è vero, ci sono alcune cose stereotipate, ahimè, poi dopo la malattia in realtà anche noi medici l'abbiamo capita in questi tanti anni, è molto più complessa rispetto a come l'ho studiata io 25-30 anni fa, è molto più complessa, e ce ne siamo accorti un po' alla volta. Poi purtroppo la medicina è sempre più settorializzata, per cui se tu non ti occupi di questo magari rimani fermo agli stereotipi. E anche però questo è fondamentale, per questo è fondamentale l'attività che stanno facendo le associazioni, anche per diffondere questo tipo di cultura tra i medici, anche non neurologi, e tra i pazienti stessi, è assolutamente fondamentale.
Elisa Barazzuti è la portavoce del gruppo Parkinson Alto Friuli. Parliamo di questo gruppo, ma insomma ciò non significa che ci concentriamo su questo, ci dà l'idea che di gruppi ne esistono appunto diversi nella nostra regione e quindi insomma le chiedo perché nasce questo gruppo, cosa fate, come si pone insomma sul territorio nei confronti di chi è affetto dalla patologia e di chi no invece. Beh, questo gruppo è nato il 27 novembre del 2023. Quindi recentissimo, da così un interesse di alcune persone, perché io sono moglie di un ammalato di Parkinson e vedevamo la tendenza ad isolarci e in più vedevamo la difficoltà ad avere dei neurologi, ma non basta il neurologo. Il dottore ha detto la malattia è molto più complessa, sì. Il neurologo non basta per curare un ammalato di Parkinson. E abbiamo pensato che poteva essere un'idea, vediamo, proviamo, se c'è qualcun altro che ha voglia di, non so, parlare, confrontarsi. È nata così un po' la cosa, senza avere grandi obiettivi. Ma vediamo cosa succede e quindi siamo andati da Renzo Tondo e Renzo Tondo subito ha detto sì, mi piace questa idea. Abbiamo fatto una prima riunione ma col passaparola, proprio ci siamo convocati col passaparola, avevamo messo un cartellino in una farmacia ma tutto lì. E ci siamo trovati in 27 persone in una prima riunione, che dire in Carnia 27 sì. persone è un numero enorme. Ecco. Da lì c'è stato un aumento, una voglia di fare, una voglia di confrontarsi, di conoscersi, di vedere. La gente uscita di casa ci hanno detto già la prima sera che ci siamo incontrati: non sapevo da che parte sbattere la testa, adesso ho un riferimento. Quindi cose che ti nutrono il cuore, insomma, anche. E così abbiamo cercato di vederci per confrontarci, ma anche per attivarci, per avere, per esempio, un percorso col neurologo dedicato, aprire le porte ad altre attività di riabilitazione, dico come la logopedia, la fisioterapia, ecco, fare un discorso un pochino più complesso, affrontare la malattia da più parti. E poi c'è sempre il discorso dell'attività fisica e dell'alimentazione. E questa è una cosa che noi ci siamo anche dati, presi un impegno, che è quello di cercare di divulgare i segni della malattia, a partire proprio dai primi segni che sono molto molto subdoli e vengono presi per altre, scambiati con altre malattie. È difficile fare la diagnosi differenziale, tanto più che è vero che i medici di base tante volte non capiscono che è il caso di andare da un neurologo. Ecco. E quindi noi abbiamo incominciato a fare dei convegni, degli incontri sul territorio, grazie alla disponibilità dei neurologi, sì. Che ci hanno. Noi siamo una libera associazione senza alcun impegno burocratico. Siamo un gruppo di persone che si incontrano, abbiamo una realmente sede. Un gruppo, insomma, sì. Abbiamo una sede, grazie a lui. abbiamo una sede grazie a lui, ci incontriamo all'Albergo Benvenuto e organizziamo queste cose qua. Noi mettiamo il confronto con i medici, quindi chiediamo a loro di essere disponibili a venire a portare la parte scientifica e poi abbiamo l'organizzazione delle testimonianze. Dall'altra parte qualcuno, non so, c'è stato un assessore comunale che ci ha chiesto di portarlo a Paluzza. Sì. Il primo incontro l'abbiamo fatto a Comenius, da poco l'abbiamo fatto. Quindi dal territorio arriva la richiesta, insomma, di interagire con voi. Arriva la richiesta, noi organizziamo i contenuti.
un ciclo di incontri che abbiamo detto, adesso vedremo, insomma, ma ci manca il canale del ferro, il Tarvisiano e l'Egemonese. Il prossimo sarà da un pezzo, probabilmente il 7 di giugno. E abbiamo un appuntamento, poi mi darà anche i contatti, insomma, eventualmente dove chi volesse rivolgersi a voi, come vi può contattare. Torniamo tra poco, facciamo una pausa perché abbiamo tante storie diverse da raccontare, ci ritroviamo tra pochissimo. I capelli trasformano la vita, sono parte di noi e del nostro modo di essere e apparire. Affidati a CR Lab, specialisti nel benessere di cute e capelli da oltre 50 anni. Grazie ai laboratori specializzati e tecnologie uniche al mondo, analizziamo il tuo caso trovando la soluzione giusta per te. Ritorna ad avere i capelli che hai sempre desiderato. Chiama per una prima consulenza. Ti aspettiamo qui, nella nostra sede di Udine di Mestre. CR Lab, da sempre, la scelta migliore per i tuoi capelli. Zanatta Vetro a Montebelluna. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Ed ecco Vanità, la lastra di vetro blindato per sostituire le orrende grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Bentrovati, un appuntamento legato alla giornata mondiale del Parkinson per conoscere, saperne di più, sapere cosa si fa sul nostro territorio. Qualche tempo fa, un anno fa se non sbaglio, mi corregga Renzo Tondo, decise, insomma, personaggio pubblico com'è, di rendere pubblica anche questa parte della sua vita, vale a dire la patologia del Parkinson. Fu insomma qualcosa veramente che ebbe una grande risonanza, chiaramente legato al personaggio. Una cosa che mi colpì molto fu quando lei disse: io non mi vergogno, da subito, voglio, insomma, mi è venuto da pensare proprio legato a quanto lei è stato ed è tuttora persona di mondo per la parte politica, per la sua attività, e come subito questa cosa sia... Ma cosa c'è da vergognarsi? Se uno al Parkinson non ce l'ha perché gli capita, perché gli viene, quindi il destino ha fatto in modo che sia così. Io ho avuto la fortuna in realtà di essere subito positivo, di trovare la risposta in me stesso, cioè di non abbattermi, e credo che questo sia il messaggio principale che ho il compito di dare. Quando io ho deciso di rendere pubblica questa mia patologia, sapevo che insomma mettevo a disposizione la mia persona ai raggi X, perché evidentemente il ruolo che ho avuto nella vita politica è anche personale, perché poi faccio un mestiere che mi porta sempre a contatto con la gente. Difatti oggi mi capita spesso di incontrare qualcuno che mi dice come stai, ma quel come stai percepisco dall'intonazione della voce che non è come stai classico che si dice, è come stai nel senso come procede la tua malattia. Io credo di aver fatto bene, perché tante persone si sono rivolte a noi dopo questo fatto qui. Io ho trovato persone che mi hanno detto che da quando io ho esternato questa mia posizione e ho avuto contatto col gruppo di cui parlava poc'anzi Elisa, hanno trovato una ragione di uscire di casa, un'attività molto intensa, si danno da fare, e questo è assolutamente positivo. Io credo poi di aver avuto la fortuna di incontrare un personaggio come Simone Masotti, che prima dicevo con una battuta prima di entrare in sala, che quasi quasi mi fa contento di avere il Parkinson, perché avere uno come lui che ti trascina in giro in bicicletta per l'Europa è sempre una cosa bella. Però insomma, al di là delle battute, perché poi non c'è solo il ciclismo, c'è il ping pong, c'è il Nordic walking, quello che si fa con le racchette, c'è il ballo, ci sono tante cose che si devono fare. Certamente l'attività fisica è fondamentale, l'attività fisica fa la differenza. Io mi sono accorto che quando sto qualche giorno, che perché o piove o perché non ho tempo o perché ho altre cose da fare, che salto la mia lezione di attività fisica, me ne rendo subito conto.
Ecco, lei questo l'ha sperimentato direttamente fin dall'inizio, cioè perché qui siamo a lanciare questo messaggio, fatelo, cosa che appunto lei dice, io ho avuto la predisposizione a reagire subito in modo positivo, mi pare che insomma nella maggior parte dei casi o in tanti casi non sia così. Elisa diceva prima, uno dei compiti fondamentali è quello di trasmettere la conoscenza dei sintomi, sì, perché di solito si associa al Parkinson al tremore, esatto, alla bradicinesia, alla lentezza, eccetera, ma ci sono tante cose che a vista d'occhio non dovrebbero c'entrare niente con il Parkinson e che invece sono sintomi che ricogli, e io ho imparato a capirli dopo. Il fatto di aver risposto subito positivamente, io ho 7-8 anni che ce l'ho, di aver risposto subito positivamente secondo me è stato fondamentale, e quindi conoscere i sintomi e reagire subito con positività è la ricetta, come diceva il dottor Brigalo prima, ancora più importante delle medicine, cioè rispondere con un'intensa attività fisica da subito, appena hai i primi sintomi, appena ti viene diagnosticato, fa la differenza, perché non si guarisce ma si può arrestare. Vuole aggiungere qualcosa, dottore, su questo, proprio dal punto di vista della terapia, diciamo, e anche del decorso, se effettivamente c'è un rallentamento, al di là del convivere quotidianamente, ma proprio anche nel decorso? Ma ci sono l'attività fisica, come dicevo prima, c'è un boom di ricerca, di sperimentazione. Ci sono tre cose un po' diverse. L'attività fisica in sé aerobica, cioè uno proprio va a correre, fa suda, cioè deve fare lo sforzo proprio. Poi ci sono delle attività fisiche che sono più sport e che magari sono più mirate a migliorare alcuni aspetti, l'equilibrio, i riflessi tipo ping pong, arti marziali, ballo, eccetera, eccetera. Poi c'è la fisioterapia, che è una cosa ancora diversa, e poi c'è anche il canto e la logopedia. Sono almeno 4 attività motorie diverse. E c'è evidenza che facciano bene tutte e 4 in momenti diversi ma in pazienti diversi. Magari non tutti hanno bisogno della fisioterapia intesa come trattamento subito all'inizio, però tutti potrebbero, e se possono, compatibilmente con l'età, gli acciacchi e tutto quanto, devono già iniziare con l'attività fisica aerobica. Il classico, quello che si consiglia adesso, è proprio un'attività periodica almeno 3 volte a settimana, arrivare al classico 80% della teorica frequenza cardiaca e mantenerla a 45 un'ora, cioè una bella corsa, una bella biciclettata, una bella nuotata, cose di questo tipo. Okay. Poi addirittura il miglioramento dei sintomi, il rallentamento insomma, della malattia sembra direttamente proporzionale all'intensità. Poi ripeto, come dicevo prima, noi non sappiamo se questo al momento non sappiamo ancora se è un effetto neuroprotettivo, cioè rallenta veramente la malattia o rafforza l'organismo. Uno se mantiene in attività, i muscoli sono tonici, non ha meno osteoporosi, non cade, non si frattura il femore, non va incontro alle complicanze che. Però i dati dicono comunque questo, per cui è la cosa che è molto importante in questo momento, assolutamente. Fra le varie navicelle saliamo adesso su una, allora passiamo il microfono a Luisa, perché con lei che è referente per il progetto Dance Park vorrei appunto salire già su questa navicella, un'attività che appunto rientra in quelle di cui stavamo parlando adesso. Ci racconti qualcosa di più? Sì, io da un po' di anni conduco dei laboratori di danza per malati di Parkinson e non a Udine, grazie all'associazione di promozione sociale Faretra. E a varie collaborazioni che si sono poi sviluppate anche nel corso del tempo. Quello che propongo è principalmente un approccio artistico al corpo, al movimento, in un clima di condivisione creativo, per cui ha anche una valenza, come diceva il dottore, di tipo riabilitativo, però non è solo quello il focus, per cui è un tempo anche di condivisione, di socializzazione a svariati aspetti che io considero positivi. Questo
Questo progetto che è nato, che si chiama Dance Park, è nato appunto un po' di anni fa a Udine e ha visto adesso anche l'accrescimento in termini di attività da proporre e collaborazioni, e in particolare con la compagnia Area, che è una compagnia di danza contemporanea a Udine che ospita l'attività, e con istruttori di tango del Circolo Zoo che interverranno nelle lezioni, con dei fisioterapisti della Sani Pro di Udine, per cui anche per arricchire l'esperienza. E questo progetto è un'attività gratuita, a cadenza settimanale, è gratuita grazie anche al contributo del Comune di Udine che attualmente sostiene questo progetto. E poi appunto adesso anche vantiamo di una collaborazione grazie alla compagnia Area che ha vinto un bando regionale, il Port Fairs, e una collaborazione anche con l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, quindi ecco sono veramente contenta di quello che è lo sviluppo di questo progetto, che vede tanta partecipazione anche, e quindi ha avuto anche un crescimento rispetto a questo. Mi colpiva molto e volevo capire appunto come era nato il fatto, perché noi parliamo adesso da parte di chi incontra purtroppo la patologia, della necessità di aprirsi, però, e lo diceva, un appuntamento di conoscenza per tutti, affinché quell'isolamento di cui parlava prima Elisa non si debba sentire, cioè nel momento in cui anche la stessa associazione è aperta a questa possibilità di incontro. Insomma, la scintilla qual è stata? Cioè, come è nato il progetto in sostanza? Allora, io sono in parte danzatrice, per cui mi ero formata in Veneto in questa pratica appunto rivolta al Parkinson, quindi è stato un po' anche un caso fortuito, non avevo prima conoscenze di parenti o persone che conoscevo con questa problematica, mi sono formata su questa realtà che da anni già proponeva questo tipo di danza contemporanea alla popolazione, e che tra l'altro riprendeva altre esperienze che in Europa già facevano e già proponevano in questo senso, e quindi io mi sono rivolta all'associazione Parkinson di Udine, del Friuli, ho detto ma qui siete interessati, fate qualcosa? Vai, come no, proponi. certo. E da lì ho avuto veramente un riscontro che non immaginavo, ecco, e quindi credo di aver intercettato anche una necessità, ecco, di attività come queste, che non è solo questa, ma dovrebbero esserne tante dislocate su tutto il territorio friulano. Ecco. E questo insomma è un modo per intanto seminare magari anche qualcosa di più. Grazie a Luisa Amprimo. Vorrei andare con il microfono adesso da Enrico Mascelloni insieme poi a Marino Filipas. Ecco, ce l'abbiamo e poi prepariamo Marino, perché loro sono tecnici di tennis tavolo. Microfono acceso e la sentiamo tranquillamente. Ecco, abbiamo visto che nelle navicelle c'era appunto anche il tennis tavolo. Che cosa può dire in tal senso? Che attività fate? Anche lei chiedo insomma un po' di farci una panoramica. Certo, volevo però prima dire che lei ha detto tennis tavolo perché tennis tavolo è la Federazione Italiana Tennis Tavolo, e questo è lo sport come si chiama oggi, ma vedo che il PPP è ping pong Parkinson. Volevo ricordare che il ping pong è uguale al tennis tavolo, anzi è l'unica, visto che è uno sport diciamo che sembra nato in Cina, è l'unica parola cinese che si dice anche in italiano, ping pong. Quindi se dicevo che era un tecnico di ping pong la offendevo? No, assolutamente. Benissimo. Assolutamente. Io faccio tennis tavolo ormai da 45 anni, sono tecnico della Federazione Italiana Tennis Tavolo da 40 anni e ho operato sempre nel gruppo sportivo Rangers San Rocco, che ha veramente nel tennis tavolo dei normodotati una decina di titoli italiani e non è poco, conquistati in questo periodo con Marino Filipas, il mio amico Marino che viene dalla Slovenia. Per fortuna è venuto qua perché ha trovato insieme a me diciamo un ambiente che aveva bisogno sì di tecnici ma anche di entusiasti, e siccome io penso che con questo gruppo dei parkinsoniani ci voglia anche vicinanza, comprensione ed entusiasmo, penso che forse siamo le persone giuste per poter operare insieme e andare avanti. Il gruppo sportivo a cui ho appartenuto per tanti anni si è evoluto e ha avuto accesso nello sport del tennis tavolo dei disabili paralimpico.
hanno un'attività molto importante adesso e quindi sicuramente li ospitano già con una precedente esigenza già costituita, no? Io direi soltanto che, visto che il ping pong questo gruppo lo fa a Udine solo per un'ora alla settimana, sarebbe il caso importante che le istituzioni, soprattutto il comune, lasciassero un pochino più di tempo alla società sportiva per ospitare un gruppo del genere, perché veramente un'ora per fare il ping pong alla settimana, io penso che 2 o 3 ce ne vorrebbero. Beh, certo, come qualsiasi altra attività sportiva, insomma. Passiamo la parola potrei passare ha già il microfono, quindi andiamo direttamente da lui. Marino, cosa ci vuole aggiungere? Buonasera. Ben trovato. Ma niente, io posso raccontare come abbiamo cominciato. Certo. Io faccio il tecnico lì ai Rangers. Sì. C'era Giacomino che con la sua moglie Carla che è Parkinson, e li vedevo lì giocare e avevamo un po' parlato e ha detto dobbiamo cominciare. Io ho detto più a caso, se sono onesto, se vi organizzate ci sono, non c'è problema. E si sono organizzati, io pensavo arriveranno in 5-6 e sono 14, no? 14-15, e penso che ci divertiamo. Abbiamo poco tempo perché un'ora è veramente poco. Sì. Spero che adesso qualcuno farà qualcosa per aumentare qualche ora. Sì. E penso che stiamo bene, no? Sì. Lanciamo questo appello. Allora, ecco, in tutti voi mi colpisce questa cosa. Tutti avete iniziato e mi avete detto questa cosa. Iniziato pensando a numeri esigui e poi la risposta è sempre stata tanta, segno che insomma questa attività deve proseguire in questa direzione. Sì, poi va bene, io ho sentito, sapevo che c'era una ricerca di un'università in Inghilterra che il tennis tavolo aiuta, e dicevo prima o poi qualcuno ci arriva, no? E ci siamo adesso ci stiamo organizzando, penso che con Enrico facciamo danni. Anche perché immagino che sia proprio una pratica che mette insieme l'aspetto fisico, mentale, perché devi essere molto pronto mentalmente, oltre a quello della condivisione, che, insomma, qualsiasi tipo di attività che si fa insieme. Grazie per averci raccontato tutto ciò, tra poco torniamo con altre storie. Siamo in aprile, Federica, aria di primavera e di promozioni. Non dirmi, Filippo, che vuoi fare 40% di sconto anche questo mese sulle cucine e magari anche qualcos'altro? Intanto lavastoviglie in omaggio e in più piano in quarzo da spessore 6 a 350 euro al metro. Beccatela lì. Entra nel mondo della vera qualità artigianale. Caramel, mobili e arredamenti superiori della vera tradizione veneta. E scopri nelle nostre 3 sedi le occasioni speciali del mese. Promozione speciale del mese: tavolo 140x90 allungabile più 4 sedie a soli 690 euro. Tavolo modello Boston, massiccio, in rovere, gamba 20x20, 200% fisso a soli 1690 euro. Caramel e Ameolo, Palmanova e Torri di Quartesolo. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Ripartiamo da Lucilla Anzil, che è responsabile del progetto di arte terapia. Ben trovata intanto Lucilla.
Buonasera. Progetto che è nato come si articola, di che cosa stiamo parlando? Allora, innanzitutto cos'è l'arte terapia? Io nello specifico mi occupo di arte terapia integrata, ossia a partire dall'utilizzo di colori, linee, forme, immagini, si vanno ad unire elementi che arrivano dalla musica, dal teatro, dalla scrittura e dal movimento creativo per supportare proprio la persona a ritrovare il suo benessere emotivo, il suo benessere psicologico e anche fisico. Nell'arte terapia il focus è sul processo creativo e non sul prodotto, quindi proprio sul fare arte, cosa mi succede nel momento in cui io vado a creare, che emozioni provo, che cosa si attiva in me. L'opera d'arte è comunque importante, ma non con uno scopo estetico. Noi non dobbiamo fare opere belle, ma dobbiamo fare opere che ci aiutano a riflettere su di noi, a ritrovarci, quindi sono un po' come uno specchio. Attraverso l'opera d'arte io mi vedo, scopro cose nuove di me, a volte anche mi ritrovo. E quindi il processo creativo è davvero tanto importante e da 2 anni ho il piacere di portare avanti 2 percorsi di arte terapia per il Parkinson, grazie al contributo della città di Udine e grazie anche a 2 associazioni, Faretra e Caleidoscienza. Perché arte terapia per il Parkinson? Perché come abbiamo anche sentito, no, dai precedenti interventi, il Parkinson non colpisce solo a livello fisico ma anche a livello emotivo e quindi è importante supportare queste persone, aiutarle nel ritrovare se stessi, nel prendersi cura delle proprie emozioni, perché il Parkinson tante volte porta anche una chiusura emotiva, oltre a portare anche a stati depressivi o stati ansiosi, quindi dare degli strumenti a queste persone per proprio aiutarli a ritrovare il proprio benessere e, come è stato detto anche precedentemente, è importante anche aiutarli nella sfera sociale. Molte volte un corpo che non risponde più, no? Come prima, delle emozioni che si fanno sentire in maniera molto acuta portano la persona all'isolamento sociale. Invece è importante creare dei contesti di aggregazione, dei contesti dove poter stare insieme in un ambiente accogliente, non giudicante, perché non si giudica mai nessuno e le persone stanno come riescono a stare in quel momento. Va sempre tutto bene, non c'è performance. Dove vi ritrovate? Diamo qualche riferimento appunto sulle attività che fate, quando, dove, eccetera. Allora, noi portiamo avanti appunto questi 2 progetti nella sede di Via Brigata Re, a Udine, e una volta a settimana per un'oretta di attività, e da quest'anno è attivo anche un terzo progetto, sempre nella stessa sede, per i caregiver, quindi affinché anche i familiari possano prendersi cura delle proprie emozioni, possano avere uno spazio di condivisione delle proprie fatiche, delle proprie emozioni, ma possano ritrovare anche uno spazio di leggerezza per poter lasciare andare. Importantissimo, veramente. Grazie Lucilla. Abbiamo parlato di canto e allora qui ci può dire qualche cosa di più, anzi molto di più. Americo anche presidente della Corale La Gioconda. Allora, chi siete intanto, signor Americo? La Corale Gioconda è un coro costituito da persone affette da malattia di Parkinson e dai loro familiari, nato nell'ottobre del 2003 presso l'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasuta di Udine. Questo progetto prevede l'integrazione di un programma riabilitativo logopedico specifico e di un'attività ben strutturata di canto con lo scopo di sviluppare diversi canali di comunicazione e di rieducare le abilità linguistiche che a causa di questa patologia possono essere anche gravemente compromesse. Lo scopo di questa attività, inoltre, è quello di spronare l'attuazione di attività integrate nei programmi terapeutici, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone, obiettivo che in pratica col coro musicale e musicoterapia bene si integrano e interferiscono con gli interventi di riabilitazione, concorrendo al raggiungimento di un livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, affettivo, emozionale e relazionale. Come si integra? Che risposte avete visto? Come si integra? Cosa dà il canto allora? Allora, dobbiamo sempre tenere in considerazione che i disturbi dell'andatura
sono uno dei sintomi distintivi della malattia di Parkinson e la maggior parte degli interventi basati sulla musica sono mirati a migliorare il linguaggio. In diversi studi si dimostra nella malattia del Parkinson interventi basati sul canto sono risultati essere benefici per l'articolazione, la prosodia, alcuni parametri respiratori, l'intelligibilità, l'intensità vocale, la durata fonatoria, oltre al miglioramento di aspetti correlati alla qualità della vita. È conosciuto, tra l'altro, il valore specializzante e relazionale insito nell'esperienza corale, così come benefici in termini di rilassamento e innalzamento del tono dell'umore. Per questi motivi il coro, inteso come attività musicoterapica, integra con gli interventi di riabilitazione, può quindi essere considerato un trattamento efficace nella malattia del Parkinson. Primo coro in Italia e all'estero. Ha anche organizzato lo scorso mese di ottobre il primo festival nazionale dei cori composti da malati di Parkinson, con la partecipazione dei cori di Trieste e di Milano. Direttrice del coro è la dottoressa Monica Salvatore Cavazzon, logopedista, e la maestra organista è la Regina Lestuzzi. In questo modo di operare la qualità del coro è andato a mano sempre aumentando e le richieste sono abbastanza sul territorio provinciale e non solo, per intrattenere, ma soprattutto per divulgare, e qui mi ricollego a chi mi ha preceduto, divulgare la conoscenza per quanto avviene con il Parkinson, che posso dire per esperienza purtroppo diretta che sono i sintomi che non si riconoscono subito, anche perché il mancato gusto, il mancato sentire, il mancato anche avere altri problemi legati a questa malattia, come vede anche il modo di parlare che non è semplice e non è sempre distintivo, sì. Ci si blocca ogni tanto. Americo, grazie e complimenti per quello che fate con l'Acquarella Gioconda, che insomma invitiamo a contattare come ha fatto per le altre realtà nel caso ci fosse un interesse, come pensiamo sicuramente che ci sia. Simone, mi permetti un cambio di scaletta, perché restando in ambito artistico posso andare da Francesca adesso e poi facciamo il gran finale con i tuoi prossimi no? con i tuoi prossimi viaggi, perché Francesca Ciani ci ha portato una poesia, è anche poetessa, ma ha anche una storia che si ricollega a quello che stavamo dicendo, non solo sulla utilità insomma di queste attività, ma anche proprio sui sintomi, sul come si scopre o si tarda a scoprire purtroppo la patologia. Esattamente, io ho la diagnosi da 2 anni, i sintomi erano comparsi anche prima, però sono stati confusi con l'ansia, anche perché ricordiamo che nel 2020 abbiamo tutti quanti vissuto un periodo molto difficile. Quando poi ho avuto la diagnosi non è stato proprio un colpo così facile da digerire. Devo dire che quello che mi ha aiutata è stato il gruppo. Quando ho incominciato innanzitutto a conoscere Simone, poi a frequentare la corale, la condivisione di questa malattia, sebbene sia poco felice in età giovanile, mi ha aiutato a rivalutare un po' la mia vita, le cose importanti, le cose a cui dare maggiore importanza rispetto a quelle che si possono trascurare. E anche ha aiutato un po' a sciogliermi da uno stato di apatia in cui ero caduta, perché mi ricordo che non uscivo più di casa se non per andare a lavorare, quindi è molto importante stare fuori, riuscire ad uscire di casa e lasciarsi aiutare dalle persone che stanno vicino a noi. Francesca ha riassunto tanto di questo in una poesia che oggi ci regala. Sì, infatti è un po' la mia esperienza. Prego. Le mie mani. Osservo le mie mani. Perché tremano? Hanno detto che questa malattia
solitamente colpisce gli anziani, ma io non lo sono. Non ha molto senso, si sono sbagliati. Intanto continuo gli esami, conferma. Torno dal medico, conferma. Panico. Che cosa faccio adesso? Se non potrò controllare il tremore, quale vita mi aspetta quando il mio corpo non sarà più mio? Vorrei sapere quanto tempo resta. Nessuno può prevedere la fine. Vivi sempre l'ultimo giorno. Vivi, ma senza temere il domani. Potrebbe non arrivare un domani e non rinunciare a nulla. Potresti rinunciare per sempre. Non scordarti di amare. Non puoi smettere di amare qualcuno soltanto per non soffrire. Non usare la scusa di non fargli del male. Non smettere mai di amare te stessa. Te lo meriti. Non smettere di amare la vita, di ricercare la bellezza nelle piccole cose. Godi del colore del cielo, godi della pioggia sul viso, godi delle carezze del vento. Siedi davanti al tramonto per vestirti di rosso, senza preoccuparti di non avere tempo, perché non è tempo perduto. Dormi sotto le stelle, la sorpresa dell'alba ti farà scoppiare il cuore. Allora sveglierai chi sogna solo per raccontargli tutto ciò che provi. Sorridi ad uno sconosciuto. Lascia che ti prenda per mano camminando. Osservo le mie mani. Non importa se tremano. La misura del tempo è la chiave. Non conta ciò che devo fare, ma quello che voglio. I momenti con chi amo valgono di più. Mi fanno stare meglio. Degli altri non mi curo. Faranno la loro strada lontano da me. Forse domani capiranno di non sprecare nemmeno un minuto. O forse no, non è compito mio. Cerco altre anime pure, dono fiori nati dal dolore, seguo la luce. Osservo le mie mani, ora non tremano. Grazie per questa condivisione che è così intima, Francesca. Grazie. Noi ci fermiamo un attimo, a tra poco. La Multi Agricri è specializzata nell'acquisto, compravendita, noleggio e ricambi di attrezzature agricole e di giardinaggio, macchine agricole ed edili, autovetture, camion, caravan, gru e molto altro ancora. Per maggiori info chiama il 388 92 444 78. Giulia Iuri, pulizie professionali dal 1992. È in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Specializzata in servizi di pulizie di alta qualità per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Giulia Iuri garantisce pulizie complete utilizzando detergenti ecosostenibili per rispettare l'ambiente e attrezzature all'avanguardia. Contattateci per un preventivo gratuito. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Nostro nonno Vincenzo diceva sempre: le case vanno vissute. È per questo che da 3 generazioni rendiamo la tua casa il posto migliore dove vivere. Curiamo con attenzione ogni dettaglio, dalle fondamenta alla scelta di materiali e finiture per tutti gli ambienti della casa, fino all'assistenza in tema di agevolazioni fiscali, ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. E poi crediamo nell'innovazione e in un'edilizia più sostenibile. Realizziamo insieme la casa dei tuoi sogni.
Ultima parte insieme di questa puntata che abbiamo dedicato alla giornata mondiale del Parkinson, edifici dipinti di blu rappresentativi anche nella nostra regione, e di quello che accade nella nostra regione abbiamo voluto parlare in questo appuntamento, di quello che accade per tirar fuori da casa chi magari non è riuscito ad avere un impatto positivo con la patologia, per diffondere conoscenza, per sensibilizzare, una parola che si usa tanto ma credo che oggi l'abbiamo resa concreta, anche con le storie per esempio di Luisa e Silvio Ranaldo. Parto da Luisa, intanto ben trovata. Buonasera a tutti. Voglio raccontarvi la mia esperienza. Io ho il Parkinson dal 2013, quindi sono 12 anni e diciamo che in questo percorso molta è stata la sofferenza fino ad avere dei problemi di natura mentale. Sono stata ricoverata nel 2022, ben 15 giorni e veramente non avevo più speranze, pensavo che la mia vita fosse finita quando ho ricominciato ad avere un minimo di lucidità con la diciamo, sospensione temporanea dei farmaci e la riduzione poi della levodopa. Ma ho cominciato a migliorare veramente quando, uscendo dall'ospedale, ho incontrato prima Simone e poi il gruppo della Corale. Ma vedendo in Simone e anche in Carla, che adesso non è presente, la loro forza, la loro vitalità e la voglia di essere, di esserci, ho pensato che anch'io potevo ancora esserci e non mi nascondevo, però non vivevo. Avevo sospeso tutte le mie attività, io ho 2 figlie in età giovanile, per cui non è stata cosa facile anche per loro vedere una mamma in questa situazione. E cominciando ad uscire, incontrare altre persone che avevano lo stesso problema, appunto, mi sono detta, anch'io voglio provarci. E ho cominciato col frequentare i diversi laboratori, ma anche a fare un'attività molto aerobica. Io cammino 2 ore tutti i giorni, tutte le mattine dalle 6 alle 8, con un husky, con il mio cane, con il mio Harvey. E tutto questo messo insieme, oltre a una dieta chetogenica, ha fatto sì che io conduca praticamente una vita normale e ho dimezzato la levodopa, che è il farmaco indispensabile per noi parkinsoniani. Quando sono emozionata, come vedete, la situazione è un po' diversa, si vede che ho delle problematiche, ma questo non mi sconforta, anzi voglio dire che forse far vedere questo lato emotivo e anche io non ho più la patente, non posso più muovermi, però ci sono sempre tante persone che sono disposte a venirmi a prendere. Mio fratello soprattutto, che è anche qui presente, che è malato di Parkinson, perché il Parkinson non viene solo alle persone anziane, viene anche per una predisposizione genetica e noi ne sappiamo qualcosa. Vero Silvio? Silvio, grazie intanto Luisa, veramente, perché questa condivisione così, veramente grazie. E anche di dare speranza a chi è avanti con la malattia, perché si può temporeggiare, forse non si potrà guarire, ma si può temporeggiare. E vivere nel frattempo. Silvio, ci ha anticipato qualche cosa Luisa, insomma, questa storia che vi accomuna e che continua, insomma, a vedervi lottare insieme, possiamo dire così? Noi, grazie a queste associazioni, le chiedo solo di tenere il microfono un po' più vicino. Grazie a queste associazioni a cui partecipiamo, sono servite delle gran cose, nel senso che io, quando facevo le visite neurologiche, mi davano sempre aumenta la levodopa. Io da quando faccio questi corsi praticamente sono stabile da 3 anni. Da 3 anni sono stabile e non sto peggiorando e spero che sia sempre meglio. E direi che insomma è un dato che ci dice davvero tanto. E poi l'emozione mi fa un po' vedere. Vabbè, insomma, l'emozione gioca sempre qualche scherzo a tutti noi, tranne a Simone che ormai è super abituato. Guarda che abbiamo fatto la trasmissione da 1 ora, adesso tocca di nuovo a te, ma prima ci vediamo un video? Sì, vogliamo dire chi l'ha realizzato? Aspetta, sì, tu sei microfonato, sì. Scusami. Il video è stato realizzato da Giampaolo Scognamiglio. È stato il mio fotografo
di nozze, però adesso ho cambiato genere. Vediamo allora di cosa si tratta. Sì. Una biopic la chiamano oggi, vediamo. Ciao a tutti, mi chiamo Simone Masotti, ho 49 anni e da 20 anni vivo con il Parkinson, o come lo chiamo affettuosamente, Mr. Peaky. La bicicletta è sempre stata la mia passione e sin da piccolo ho pedalato senza mai fermarmi, fino a quando il Parkinson non si è presentato nella mia vita. Ma sapete una cosa? Ho scoperto che la bicicletta, in qualche modo, è stata anche la mia medicina. Nei giorni in cui pedalavo, mi accorgevo che i farmaci sembravano fare meno effetto e così, quando i farmaci non sono stati più efficaci, ho scelto di sottopormi alla stimolazione cerebrale profonda, che mi ha dato la possibilità di riprendere una vita quasi normale. Il ciclismo è sempre stato un sogno per me e dopo l'intervento ho deciso di realizzarlo. Un anno dopo ho affrontato il mio primo viaggio in bicicletta, attraversando le isole Quarnero in Croazia, e da lì è nato un altro viaggio, poi il Giro del Friuli e del Veneto e un'esperienza indimenticabile alla Ragabrai negli Stati Uniti, dove ho avuto il privilegio di incontrare David Finney, ex ciclista professionista che ha fondato un'associazione per il movimento e il Parkinson. Ma non mi sono fermato. Nel frattempo ho scritto un libro. In bicicletta sono libero, in viaggio con il Parkinson. E l'ho portato in giro per le associazioni di Parkinson, da Udine a Roma, in bicicletta. Lo scorso anno ho affrontato il periplo dell'isola di Fuerteventura, scoprendo la magia del deserto e una sensazione di energia che non avevo mai provato prima. Durante l'inverno continuo ad allenarmi e a studiare nuovi viaggi per la primavera-estate. Questo sarà un viaggio particolare, perché ci sarà nel gruppo composto da 6 persone, un'altra persona, con Mr. Peaky. Partiremo da Trieste, attraverseremo la Slovenia e tutta la costa della Croazia per entrare nell'entroterra croato sino al parco di Plivice. Quello sarà il nostro giro di boa per poi rientrare tra strade bianche, boschi, fino ad arrivare al punto di partenza, Trieste. Immaginatevi, 700 chilometri con 7000 metri di dislivello da percorrere in 8 giorni, immersi nella natura selvaggia, con pochi punti di ristoro lungo il percorso. E come scriveva Jon Krakauer in Nelle terre selvagge, desidero provare quella semplicità, quella bellezza della solitudine che solo la natura può offrirci e scoprire se la sofferenza e il pericolo possano darci una nuova prospettiva sulla vita. Questo viaggio non è solo per me, ma è per tutti coloro che affrontano sfide simili. Voglio dimostrare che la vita non finisce con una diagnosi, che possiamo continuare a vivere e a sognare nonostante tutto. Una delle bellezze più grandi di questo viaggio è la condivisione. Il viaggiare lo descriverei così: ha un certo sapore di libertà, di semplicità, dove si vedono orizzonti senza limiti. Il percorso lo puoi decidere tu e ti fa vedere tutto ciò che hai di superfluo nella vita ogni giorno che rimani a casa. Viaggiare è crescere. Che bello, Simone. Il testo l'ho fatto io, almeno quello. Anche la faccia ci hai messo, sei anche... Insomma, l'hai reso tanto. Senti, ci hai trascinato, tutti hanno usato questo termine, insomma, che ti individua come trascinatore quale sei. Sei pronto per questa nuova avventura con... Sì, con Renzo, però voglio dire che per me sentire queste parole, io la chiamo levodopa gratuita, perché mi carico, ecco, e ringrazio veramente tutte queste persone che sono venute qua oggi a dare il loro contributo e la loro testimonianza. Lo faccio anch'io perché è stato un bel contributo anche per chi ci segue da casa, quindi come Telefriuli vi ringrazio davvero tanto per essere stati qua con noi. Solo che senza microfono non la sento, diceva anche da parte della Corale La Gioconda, volevo ringraziare. Nostra, intesa come corale, ma soprattutto come persone che hanno il problema del Parkinson, e a Simone anche noi dobbiamo molto,
ed è un motivo quello che siamo trovati oggi di continuare sempre allargando sul territorio la conoscenza e divulgando queste notizie che abbiamo oggi parlato. Verissimo, grazie di cuore. Renzo Tondo, pronto per questa avventura con Simone? Non vedo l'ora di partire. La racconteremo, allora mandateci, Simone mi manda sempre qualche video, qualche foto, insomma vi seguiremo anche su Telefriuli. È che dura stargli dietro, per cui è un ragazzotto ancora. Sì. Di solito non state dargli il quello. No, di solito quelli lì sono i peggiori. Quelli che fanno finta. Esatto, vado Hai solo ragione. a prendere il giornale. Io voglio poi sapere come va a finire, chi è che sta dietro a chi. Torneremo a raccontare l'esperienza. Sì, volentieri, vi aspettiamo. Io volevo ringraziare in chiusura anche le associazioni del territorio che si occupano di Parkinson, che questa sera non potevano essere qui con noi, l'Associazione Italiana Parkinson, sezione delle Friuli Venezia Giulia, Amis dal Disu, Onlus, l'Associazione Parkinsoniana Pordenone Onlus L'Aquilone, il gruppo informale Tolmezzo, la Farfalla ODV per i malati di Parkinson e i loro familiari, Pegaso APT, Associazione Parkinsoniani Trieste ODV. Insomma, le abbiamo citate tutte, credo. Grazie di cuore per essere stati qua con noi. Simone, cosa devo dirti? Tu ci fai sempre fare cose che mai avremmo pensato di fare. Grazie mille. Va bene. Buon Grazie viaggio. a voi. Grazie a voi per averci seguito e a presto su Telefriuli.